Lo Specchio con Tamborini Vini e la sua vinoteca a Lamone. Un'esperienza unica. Tamborini Vini, una storia di famiglia dal 1944. Once I lived a life, a millionaire, spending my money without any care. I took my friends for a mighty good time. Eric Clapton per scivolare con classe e swing davanti allo specchio. Buonasera, oggi vi portiamo in quota e vi portiamo lontano con un alpinista, regista e documentarista ticinese che ha fatto grandi cose che sarà lui a raccontare. Fulvio Mariani, buonasera e benvenuto allo specchio. Buonasera e grazie dell'invito. Di solito Fulvio Mariani sta dietro all'obiettivo o al diaframma delle telecamere, invece oggi è qui a raccontarsi, però con Eric Clapton si accetta qualsiasi sfida. Eric Clapton è entrato a far parte della mia vita di viaggiatore all'inizio degli anni '80 e ancora oggi me lo porto appresso quasi sempre. È un musicista che è sempre riuscito a tenermi allegro e sveglio, soprattutto perché a volte stai dietro la telecamera di notte, al freddo in montagna, e quindi buona musica fa buona atmosfera subito. Ma non è il primo alpinista che sento che ha bisogno della musica comunque per ispirarsi o avere coraggio, perché ci vuole coraggio comunque a fare il lavoro di Fulvio Mariani. Ma sì, ce ne vuole, non lo nego assolutamente. Dico, se ho fatto quello che ho fatto è perché a volte abbiamo messo la paura in un cassetto e abbiamo detto tiriamo fuori le unghie e diamogli dentro. Sì, ci vuole un po' di coraggio. Fulvio Mariani che in parete, ma non solo in parete, però come alpinista si va in parete con ovviamente l'attrezzatura per scalare le montagne, però anche ci vuole l'attrezzatura per documentare le scalate spesso di altri, però le scalate le fa anche lei. Un'impresa eccezionale, quella di andare in parete anche con le batterie, le telecamere. Come si prepara il materiale? Che operazione è quello di preparare il materiale prima di partire? Bella domanda, ci sono voluti 30 anni e non ci sono ancora riuscito a prepararlo al meglio. Ringrazio sentitamente chi ha avuto l'idea di ridurre di almeno 4-5 volte il peso delle attrezzature, perché le mie ginocchia stanno oggi pagando il peso degli anni, il peso delle passioni, diciamo. Ci si prepara ogni volta in maniera diversa, perché se è una scalata su roccia, se è una scalata su un 8000, se è un viaggio nel deserto o in Siberia, domandano sicuramente attrezzature e materiali diversi questi viaggi. Di base una telecamera, anche due, soprattutto quando lavoro al freddo mi servono, perché dopo un po' una si congela, quindi ci vuole l'altra. E tutto questo fa sì che nello zaino tanto peso. Adesso la digitalizzazione ha abbassato ovviamente il peso del materiale, sì. Per fortuna. La prima avventura, se la ricorda, il materiale com'era? Parliamo di pellicola, no? Parliamo di pellicola, parliamo dell'inizio degli anni '80, spedizione dell'83 all'Everest, quindi con Romolo Notaris, primo viaggio con una vecchia cinepresa che si caricava a molla. Sembra film muto anni 20. Pesava i suoi 5-6 kg e poi c'erano queste scatole di pellicola che uno si doveva portare e non c'erano le batterie. Subito dopo è arrivata la cinepresa vera, qualche anno dopo, e quindi anche le batterie, e una batteria era una cintura enorme che pesava dei 5-6 kg. Ma Fulvio, ecco, quella è stata una delle prime grandi imprese. Questa spedizione svizzero-italiana non ha conquistato, non è riuscita a salire all'Everest. Lei tra l'altro è uno di quelli che si è spinto più in quota, mi sembra sopra i 7000 metri. Sì. Ecco, in quel caso si può o non si può parlare di fallimento? Ma io non la ricordo come una particolare esperienza che mi abbia marcato. Mi sono divertito, non era neanche la miglior compagnia con cui sono stato in giro. Avevo delle preoccupazioni perché era la prima volta che utilizzavo una cinepresa in 16 mm e in più in quota a 7400 metri sono arrivato. Ma non è la spedizione che mi ha marcato, che mi ha segnato la vita. Anche in casa mia non ci sono fotografie dell'Everest appese, a parte una in cantina. Le spedizioni belle sono quelle che sono venute dopo. L'unica roba, con quella spedizione
mi è venuta la passione, mi è partita l'idea di fare qualcosa, di usare la cinepresa non solo per lavorare negli studi qua dentro a Comano, ma per andare fuori e fare sì, qualcosa infatti. di più divertente. È stato un ex collega, possiamo dire così, Ma, negli anni 80. assolutamente Tra l'altro quella spedizione era nell'83, Fulvio Mariani che è nato nel 58. Voglio dire, era giovanissimo, Sì, era un ragazzino. un ragazzino, ma chi le ha messo nel cuore la passione per la montagna e per la fotografia? Ma guarda, la passione per la montagna mio papà, perché non era un alpinista, però vivevamo nella Svizzera francese, nella zona della Chaux-de-Fonds, quindi vicino al Giura, e tutte le domeniche si andava a fare delle passeggiate, quindi sin da bambino, dai 2 anni in poi, mio papà mi ha sempre portato in montagna ed è stato lui a iscrivermi anche al primo corso di alpinismo quando avevo 14 anni. La fotografia arriva da un amico di mio padre, giardiniere, che abitava alla Chaux-de-Fonds, era il nostro dirimpettaio, e lui era appassionato di fotografia e tutte le domeniche andava con mio papà in montagna e scattava delle foto, e fu lui a regalarmi la prima macchina fotografica di plastica, grande così, la scatoletta, che però è quella che mi ha aperto così, è il cuore, gli orizzonti, tante cose. Orizzonti, e per Fulvio Mariani i primi, vedeva appunto il Giura, mentre scorrono, diciamo, sullo sfondo scenografico Molto le bello. interpretazioni del mondo dell'arte per la montagna, e la Chaux-de-Fonds mi risulta essere una cittadina famosa soprattutto per l'industria orologiera. Ha a che fare qualcosa con la sua famiglia? Assolutamente sì, i miei genitori, mia madre e mio padre, tutti e 2 migranti, andarono a vivere in quella zona perché lavoravano nell'industria orologiera. Mia mamma come semplice operaia, mio padre invece era un tecnico, un meccanico di precisione che lavorava alla costruzione di orologi molto particolari. Quindi, insomma, ha respirato. Ma che clima si respirava in casa sua? Che famiglia era? Ma era una famiglia tranquillissima, era una famiglia di 5 persone, con 2 fratelli e i miei genitori, e si lavorava, si coltivava un po' la terra, e il sabato e la domenica montagna. Montagna, che poi è diventata proprio Mia la sua... madre non Sì. troppo, non è mai andata in montagna, non l'ha mai amata più di tanto, però mio papà sì, ce l'aveva Ma nel quando cuore. Fulvio Mariani ha iniziato ad andare in montagna, ma in modo serio e direi anche pericoloso, sua madre come la vedeva questa questione? Perché noi abbiamo avuto ospite in un programma precedente, Il Gioco del Mondo, per esempio Mondinelli, che si poneva il problema della relazione dell'alpinismo con i familiari. Cioè un alpinista parte, va in pareti pazzesche, pericolosissime, e però lascia a casa i familiari a preoccuparsi. Tornerà. Il figlio di Mondinelli una volta gli ha detto: papà, a me non interessa avere l'alpinista decorato sui giornali che ha fatto tutti gli 8.000 metri, a me interessa avere un padre che giochi nella mia camera con me alle macchinine, per esempio. Fulvio Mariani come ha gestito queste relazioni familiari con il suo lavoro? Con i miei genitori tranquillissimo, nel senso che gli raccontavo un mucchio di frottole, e quindi dicevo guarda che torno lunedì, torno martedì, e poi tornavo allegramente alla domenica notte, quindi tutti contenti, soprattutto mia mamma che mi vedeva tornare molto prima di quanto le avessi detto, perché era nostra abitudine partire il venerdì sera tardi, andare nelle Dolomiti, al Monte Bianco, scalare per 2 giorni consecutivi e poi in macchina tornare a casa facendo numeri da circo per non addormentarsi. E quindi sì, la facevamo un po' così, raccontando un po' di storielle per tenerli tranquilli. Con la famiglia quella odierna, quindi con mia moglie e mio figlio, le cose sono sempre andate molto più tranquille, perché mia moglie è alpinista pure lei, anche se lo nega, ha fatto delle bellissime cose in montagna, qualche prima femminile, mi ha accompagnato in parecchi viaggi in Patagonia, quindi è tranquilla, sa che potrebbe succedere qualcosa, ma non se ne preoccupa più di tanto, perché è una cosa che è entrata a far parte del quotidiano nostro. Mio figlio l'ho appassionato alla montagna, anche se non è un alpinista, è solo uno scalatore, e quindi vive la sua vita tranquillamente. Io ho sempre avuto la fortuna, lavorando in proprio, di potermi dedicare alla famiglia, magari per dei lunghi periodi mentre stavo a casa, e poi brillavo per assenza per altri mesi. Quindi si parte, abbiamo già detto, insomma, un po' l'abilità anche nel fare la valigia, oltre che a preparare il materiale tecnico per documentare le spedizioni, ma poi si torna. Che operazione è quella di disfare la valigia, dopo che si ha contemplato delle bellezze senza pari?
cioè le montagne. Tendo a gli regalare spazi. molte cose prima di rientrare alla gente che mi ha accompagnato nei viaggi, perché di solito sei anche in posti in cui la gente ha necessità, quindi la valigia torna leggera, piena però di ricordi nuovi e di cose nuove che mi comprano mentre sono in giro, e rimane per un po' di tempo lì chiusa, di solito. La disfo, tolgo i vestiti sporchi e il resto rimane lì impacchettato così com'è, perché ha bisogno anche lei di, come il sottoscritto, di decantare, non ho l'abitudine di tornare e così scodellare disfarsi tutto subito, sul tavolo in 5 minuti l'avventura che ho vissuto, ci metto qualche giorno e quindi di conseguenza anche la valigia ha bisogno dei suoi giorni per essere disfatta. Fulvio Mariani è un nome che conta effettivamente nella documentaristica di montagna, ma non solo, è stato anche nel deserto, è stato in ogni dove, ma alla fine lei è andato alla ricerca di che cosa? Cioè, cos'è la bellezza? La bellezza è una bella domanda anche questa. La bellezza, io non ho bisogno di fare un viaggio per trovarla, vivo 8 mesi all'anno in una cascina sotto i denti della vecchia, che per me resta comunque uno dei luoghi più belli al mondo, forse perché ci sono nato e sono cresciuto e me lo trovo lì tutte le mattine, tutte le sere, ogni giorno una luce, un colore diverso. Questa è la bellezza. E soprattutto quella di poterselo assaporare, perché ti alzi alle 6, alle 7 del mattino, ti bevi un caffè all'aria aperta guardando la luce del sole che cresce, che sorge su queste montagne, e ti cambia subito la dimensione. Quando scendi in città, quando scendi al lavoro, hai già vissuto un paio d'ore diverse. E poi però sento l'esigenza di andare a cercare altra bellezza, altre storie, e quindi la vado a cercare nei deserti, al freddo, nei mari, in luoghi come questi della Patagonia, che sono luoghi magnifici che ti incantano. Ma quindi ha a che fare con la virginità, con dei luoghi che non sono stati ancora battuti da nuove vie, da nuovi orizzonti da scoprire? Con il candore, non necessariamente, perché una cosa che si potrebbe obiettare è dire, va bene, voi andate, poi documentate questi luoghi, non c'è il rischio di usurpare in fondo certi luoghi che stanno bene anche da soli. Ci sono dei luoghi in cui bisogna andarci in punta di piedi per rispetto. Penso alle montagne sacre, tipo quelle del Kailash in Tibet, in questi luoghi, quindi non mi metterei mai nella testa di andare a toccare neanche le rocce di una montagna simile. Però montagne come queste in Patagonia sono montagne conosciute da quasi 100 anni oramai, raccontate da esploratori, da geografi come il salesiano De Agostini, che le ha descritte e viaggiate in lungo e in largo. E quindi sono montagne conosciute. Non credo di aver mai scalato in Patagonia una via nuova. Ho seguito altri scalare vie nuove, li ho filmati, ma personalmente no. E non mi sento un usurpatore assolutamente, no? Anche perché ci vado comunque con rispetto. Con rispetto. Sì. Tra l'altro in Patagonia lei ci è andato producendo nell'85 un piccolo capolavoro della cinematografia alpina, io penso lo si possa dire tranquillamente, è stato anche molto premiato e molto apprezzato, e tra l'altro ha dato il nome di Fulvio Mariani, l'ha inserito insomma in un circuito che contava da Messner a Kukuczka e così via, Bonatti, poi lei ha conosciuto anche altri grandi personaggi, per esempio Riccardo Cassin, dei grandi nomi, e io alludo ovviamente al 1985 Cumbre, che è il titolo di un documentario che racconta l'ascesa in solitaria di un genio dell'alpinismo. Stiamo parlando del ticinese Marco Pedrini, che nell'85 è salito così, in leggerezza, come una libellula, ha salito una parete difficilissima, e ovviamente al suo fianco c'era anche Fulvio Mariani, il Cerro Torre. Vediamo qualche immagine di questo documentario meraviglioso. Sogno, illusione, disperazione, pianto, risate, malinconia, sono arcobaleni dei 1000 colori sui muri grigi di questa mia via. Ho nella bocca un sapore un po' amaro mentre sfiorano il muro queste mie mani che non son più trovare i colori sbiaditi dell'arcobaleno dei ricordi lontani. Un soffio di vento ha portato lontano impressioni d'un tempo nata
da allora dalla gioia, ma che lungo fiume delle incomprensioni è infine portato nel mare della noia. Ritrovo sul palato un sapore. E la voce e la chitarra è di una persona che lei conosce molto bene. Da quanto è che non guardava più queste immagini, Fulvio? Ma da ben poco, perché non riesco a staccarmi da questo film, quindi mi capita spesso di riguardarlo almeno 1 o 2 volte l'anno, me lo chiedono ancora. È un film che non so perché non si è datato nel tempo, forse perché è stato girato con molta sfrontatezza, con la voglia anche di essere controcorrente dall'inizio alla fine del film, ma anche dell'impresa di Marco e anche della mia impresa, perché qua le cose sono assolutamente due. Si ammazza un leone nella vita, dicono, non due. Io sul Cerro Torre così non ci sono mai più tornato, dico, e neanche sulle altre montagne, perché insomma, le arrischi grossa. E qua questo film mi è entrato nel cuore, ha scardinato l'anima, la mia, quella di Lucia e quella di Lucia molte Mariani, mia sua moglie, moglie, certo. infatti, e la musica e la voce è la sua. È la sua. E ha scardinato l'anima anche di molte altre persone, quindi è un film che resterà per me indimenticabile, sì. Perché secondo lei questo film ha fatto centro, magari in un periodo in cui le narrazioni di montagna erano spesso drammatiche, avevano i toni cupi dell'epica, che si ereditava forse anche da un alpinismo strumentalizzato magari anche politicamente, perché gli stati amano le nazioni mettere le bandierine di qua e di là. Invece questo film, almeno se posso, io come l'ho vissuto, mi ha emozionato perché ha una leggerezza in controtendenza rispetto a tutta quell'altra narrazione epica. Può essere questa anche una chiave di lettura? Perché non avete drammatizzato qualcosa che era comunque drammatico? Avete rischiato la vita su quella parete. Ma non lo volevamo proprio fare, lo volevamo fare così. Il film è anche l'impresa, quindi la scelta di arrampicare in maglietta anche al freddo, pur di far vedere alla gente che facevamo qualcosa di diverso, di usare le scarpette e non gli scarponi, di stare anche nella bufera ad aspettare. Volevamo proprio farlo così per andare contro tutto quello che lei ha appena citato, cioè quindi contro queste grosse istituzioni, i club alpini maneggiati e diretti da politici che ci davano fastidio a quell'epoca, ci davano tanto fastidio perché noi volevamo fare dell'alpinismo e dell'arrampicata un qualcosa di diverso e ci venivano chiuse tutte le porte, proprio tutte le porte in faccia. E quindi abbiamo detto, se andiamo lì e facciamo questa cosa, la facciamo in maniera sfrontata, cerchiamo di farla leggera e non facciamo neanche questo film epico di 1 ora o di 1 ora e mezza, facciamo una cosa breve che però racconta in maniera sintetica quanto è successo senza perdersi in paroloni e a usare soprattutto la retorica che all'epoca si era abituati a sentire. Sto lavorando a un film adesso sulla Patagonia assieme a un alpinista che è Matteo Della Bordella e che racconta delle imprese di Casimiro Ferrari, che è un italiano alpinista lecchese che negli anni 70-80 ha fatto di tutto in Patagonia. Se voi andate a vedere i suoi film, che hanno 5 anni in meno di Cumbre, ti viene da piangere ascoltare i commenti. Sì. E non per quello che lui ha fatto, perché le imprese c'erano e chapeau anche che si è portato la cinepresa in parete, sul Fitzroy, sul Cerro Torre, ovunque. Però i commenti, i testi erano di una cosa assurda. Matteo Della Bordella, tra l'altro, un fortissimo alpinista, l'abbiamo visto anche in una produzione curata da Fulvio Mariani sul poncione dal Nazca, Val Verzasca, persona straordinaria, Matteo Della Bordella. E Fulvio Mariani quindi ha raccontato anche con la sua casa di produzione Iceberg Film, nata dopo il fortunatissimo Cumbre, ha raccontato, sì, è vero, queste anche performance straordinarie, e lo ha fatto anche poi con la trasmissione bellissima, mia opinione personale, Sottosopra, che raccoglie la comunità di Chiama l'avventura e la montagna e lo spirito libero. E ha raccontato, abbiamo visto le imprese per esempio di Alex Honnold sulla parete dello Yosemite, il Captain 900 metri senza corde in free solo, abbiamo visto Matteo Della Bordella, però Fulvio Mariani negli anni, anche grazie al sodalizio fortunatissimo con il giornalista Mario Casella, col quale cura Sottosopra, a un certo punto ha sentito anche il desiderio di raccontare non le imprese alpinistiche, ma la vita quotidiana delle persone semplici e degli umili, penso all'Afghanistan per esempio. Perché questo
a un certo punto il suo obiettivo è andato in quella direzione? Ma ho sempre creduto che, cioè, sono sempre stato convinto, in fondo le montagne non sono solo le montagne degli alpinisti, le montagne sono abitate, ci vive della gente che con la vetta non ha nulla che spartire, sono contadini, cacciatori, agricoltori, pastori, operatori turistici, c'è di tutto in montagna, gli sfigati afghani come i ricchi pastori elvetici e quindi mi sembrava giusto raccontare anche dell'identità della montagna, quindi quella montagna che è di tutti i giorni, che è la montagna vissuta dalla gente e che è poi quella che alla fine ti arricchisce, perché se tu vai a fare un viaggio come quello che abbiamo fatto con Mario Casella, ha durato 3 inverni lungo la via della Seta, cercando di così collegare idealmente una catena montuosa all'altra, se lo vai a fare con gli sci in spalla o ai piedi e racconti solo la tua impresa, alla fine ne esce una storia banale. Se invece vai a cozzare con le storie della gente, allora trovi tanta bella roba. L'etnologo che si traveste Certo. da alpinista, Sì, è un po' così. E poi è anche la forma più bella per entrare in contatto con queste persone. Certo, ma anche in luoghi complicati, Grozny Dreaming per esempio, un documentario in cui comunque in uno scenario di conflitto, di morte, di povertà, lei è entrato in contatto con un'umanità che forse ha meno privilegi rispetto alla nostra. Quando dicevo disfare la valigia, è difficile disfarla qui dopo aver incontrato quell'umanità, che è un'umanità comunque di sofferenza, che vive e cresce in aree dove la vita conta anche meno rispetto a qui. Ecco, questo confronto con la povertà le fa mai vivere un senso di colpa, di sentirsi un privilegiato? Comunque si va là, si documenta, però dopo si torna. Invece certe persone magari devono tornare a Kabul, certe donne devono tornare a Kabul. È vero, quello è un aspetto che purtroppo io non posso neanche andare a vivere una vita in ogni luogo e rimanerci, quindi arrivo lì, creo un qualcosa, cerco di un legame, un contatto, a volte nascono delle amicizie che poi continuano negli anni e purtroppo poi a un certo punto uno deve dire arrivederci, grazie, e torno a casa col mio bagaglio di conoscenze, di storie, di immagini. E un po' me ne dimentico anche di queste persone, perché sono tante, sono 40 anni che faccio questo lavoro e dovrei viverne 400 per poter rimanere in tutti questi luoghi e vivere un po' come vivono loro, o perlomeno stare al pari. Cerco di arrivare in punta di piedi con grande rispetto ovunque e soprattutto dove c'è della povertà, dove c'è della gente che fa fatica a arrivare al giorno dopo. Certo. E in quei luoghi cerco veramente di entrarci in punta di piedi. A proposito di bagagli, abbiamo parlato di materiale tecnico, ma anche di bagagli, io ho una piccola sorpresa, diciamo così. Sto ansimando perché mi sono beccato un colpo della strega terribile. Perfetto. E quindi, ecco, ma se un alpinista becca un colpo della strega, che fa? Se lo tiene. Se lo tiene, è anche quello. Allora, qui dentro c'è un oggetto, secondo lei cosa potrebbe essere? Potrebbe esserci una zappa. Una zappa? No, non è la zappa. Perché nel mio tempo libero mi dedico molto volentieri al giardinaggio e agli ortaggi, quindi ho pensato a un qualcosa. Poteva essere qualcosa, essere no. del genere. Invece se le dico vino... Vino è un bicchiere, una bottiglia. Eccoci ecco. qua. Noi abbiamo infatti pensato di Lo farle un specchio. piccolo omaggio brandizzato con il nostro programma Lo Specchio. Il vino come momento conviviale per il racconto. Lei attorno al vino racconta volentieri. Il vino è un compagno per il racconto. Sto cercando di non vedere. È un vero compagno di viaggio il vino, perché spesso e volentieri mentre viaggi vai in luoghi in cui non si coltiva l'uva, sono paesi islamici in cui magari è difficile anche trovarlo il vino o l'alcolico. Sì. Però come torno a casa io del vino ne faccio un discreto uso, diciamo. Parsimonioso, sì. Mi piace bere vino buono. A casa mia nel tavolo c'è sempre una bottiglia di vino e se arrivano gli amici anche 2, 3, qualcuna in più. Qual è la domanda che più frequentemente le fanno attorno a un bicchiere di vino gli amici quando si trovano a casa sua?
Bah, dipende, perché ci sono amici che ormai sono cresciuti con me, quindi Hanno già chiesto tutto. hanno già chiesto tutto. Gli altri sì, si fanno le solite domande, ma come fai a muoverti lì? E come mai? Come riesci a dormire in tenda a 40 gradi sotto zero per una settimana? E io dico, chiudo gli occhi e dormo. Cioè, non riesco mai a rispondere. Sono abituato a fare queste cose, quindi è entrato proprio nel mio DNA, non ho difficoltà. Però la gente vuole sapere le cose più semplici, appunto come si espletano determinati bisogni o come fai a relazionarti con la gente che non parla la tua lingua, e quindi vabbè, la lingua dei segni, dei disegnini, dei numeri. Queste sono le domande più frequenti. Mi sono permesso di portare una bottiglia di vino perché Matteo della Bordella dice che non c'è ascesa che non finisca con una birra. Indubbiamente. Per esempio, però ecco, da portare nel sacco una bottiglia di vino anche no, o sì, è Ma successo. dipende, se andiamo a filmare come in Alnasca la si porta pure, no? Esatto. Chiaro che se vado in Himalaya no. Senta, lei ha incontrato appunto grandi alpinisti, perché sono grandi i grandi alpinisti? Cosa hanno in più forse di altri? Dipende un po' dalle epoche. Bonatti ha saputo vendersi molto bene nel suo periodo, aveva delle capacità innate rispetto ad altri, sapeva scrivere, sapeva fotografare, sapeva raccontare le cose, ammagliava la gente, quindi aveva questa caratteristica. Messner, un grande duro, un alpinista che ha avuto il coraggio di buttarsi alle spalle tutta la retorica di quegli anni e scalare gli 8000 senza tante storie attorno. È andato, fatto, basta, chiuso, è tornato, l'ho messo in discussione, è ritornato, l'ha riscalato, ha detto visto che ce l'ho fatta. Personaggio eclettico, molto discutibile, un carattere fortissimo. Se non avesse avuto un carattere forte non sarebbe diventato quello che era. Riccardo Cassini era un personaggio, leggenda, Riccardo. un personaggio Un'altra epoca, con cui io ho avuto un rapporto bellissimo per parecchi anni, già quando lui aveva ovviamente una certa età, però a 78 anni siamo andati ancora sulla parete nord-est del Pizzo Badile per celebrare il cinquantenario della sua prima ascensione del 1938, dico 37, scusate. Ed era una persona splendida, una persona che ti lasciava lì così, parlava male italiano, raccontava in dialetto, gli piacevano le donne, era sempre allegro, quindi era una persona incredibile e di una forza bruta incredibile che gli ha permesso di fare quello che ha fatto. Poi ci sono gli altri grandi, Kamerlander, Kukuczka. Sì, ecco, discesa al successo, con Sì. Kamerlander avete fatto un'impresa anche quella, insomma. Beh, l'ha fatta lui L'idea soprattutto. già a progettare di scendere l'Everest con gli sci è una cosa molto complicata. E poi anche Werner Herzog, che non è un alpinista, però è un regista tedesco di fama mondiale. Lei ha avuto la fortuna di lavorare con lui, come la definirebbe? Fortuna, sì, chiamiamola fortuna, perché Herzog mi ha insegnato tanto, soprattutto quando stai dietro la camera con uno così, e mi ha insegnato una cosa bellissima, cioè che mi ha confermato anche l'improvvisazione. Mi ricordo una delle prime sere, eravamo a un tavolo in Patagonia, stavamo discutendo, c'era una sceneggiatura, c'era uno storyboard, quindi il film illustrato, diciamo, i fumetti del film, l'ha preso, l'ha buttato nella stufa, ha detto fregatele di queste cose, questo è il produttore che le vuole, a noi non interessano, andiamo lì e facciamo quello che ci casca addosso. E di questa improvvisazione ne ho fatto tesoro io tutta la vita, perché ogni giorno tu in montagna devi inventarti delle cose, ti alzi con l'idea di fare qualcosa col bel tempo e piove, nevica, è brutto, quindi la devi fare in maniera diversa e non disperarti. E su questo Herzog mi ha aiutato tantissimo. E quanto le manca Marco Pedrini, quanto le mancano i suoi amici con i quali ha diviso la passione della montagna e che per quella passione hanno dovuto pagare il prezzo più alto, cioè la vita? Non c'è settimana che non mi venga in mente Marco Pedrini, è una cosa incredibile. Un po' che quando siamo andati al Cerro Torre ci siamo andati, eravamo in viaggio di nozze, io, moglie e testimone. E lui è riuscito a morire esattamente il giorno dell'anniversario del mio matrimonio, quindi ci sono corsi e ricorsi là dentro in quella storia e giuro che non c'è settimana che non mi venga in mente Marco. E non ho molte foto sue appese in giro che me lo ricordino. Viene in mente così, perché era talmente una macchina per inventare storie, cazzate, diciamolo pure, che ogni giorno ti viene in mente, ma mi ricordo quella volta, mi ricordo quell'altra, mi ricordo quell'altra ancora, e quindi è presente da sempre, penso che non riuscirò mai a dimenticarlo.
Dai, non l'abbiamo dimenticato neanche oggi ed era un tributo giustissimo fare a questo Bello. genio dell'alpinismo. Siamo in conclusione, è una camminata insieme di mezz'ora e noi, come da tradizione, terminiamo questa intervista con un biscottino. Contiene un messaggio, io non so cosa c'è scritto, cosa contenga questo messaggio, ne lascio scegliere uno. Sono scritti molto in piccolo, vediamo. Non sarà Si facile rompono? riuscire a leggere. Allora, inglese e dietro italiano. Ci sono Entrate facilmente in sintonia con gli altri. entrate facilmente in sintonia con gli altri. È vero. Beh sì, non ho difficoltà a entrare in sintonia con la gente. Bene, io l'ho provato questa sera e anche il nostro pubblico sicuramente lo ha apprezzato, la sua grande umanità. Grazie Fulvio Mariani per essere stato con noi e grazie anche a voi per essere stati in nostra compagnia. Siamo andati in quote, siamo andati lontano dove gli orizzonti si aprono con gli spiriti liberi con Fulvio Mariani, ma ci rivediamo la settimana prossima con un'altra edizione dello Specchio. Buona serata. Lo Specchio, con Tamborini Vini e la sua vinoteca con un ampio assortimento di prodotti per ogni gusto. Tamborini Vini, Lamone.